Silenzio. Allora cominciamo subito con ringraziare le cantine Montresor, Montresor di Verona, che ci hanno portato questo mandato, nettare. stiamo un nettare di vino, si chiama Amarone della Valpolicella. Se moriamo ci Quindi infiascano. attenzione, perché prima di iniziare il programma stiamo decantando il vino. Sentite, silenzio, leva tutto, leva. Sentite. Aspetta, così non si sente niente. No. Ecco, così si sente, guarda. Sì, vabbè. Aspetta, ora c'è lo sguazzo nella bocca. Vai, aspetta. fai. Ah, il gargarismo. Mi stavo ammazzando. Baldini, sei un cretino, sei! Viva la mia Noi il vino non ce lo devono portare. No, perché siamo astemi, ma beviamo solo quello buono, come l'Amarone qua, è una meraviglia. Grazie agli amici Montresor de Veron che sono venuti apposta. Ciao. Apposta. Sì, ci ha regalato un sacco di cose. Grazie, Lo caro spumante, Baldini. Il nostro pubblico l'abbiamo salutato. Il Sì, pubblico di eccolo. Allora, cos'è? Sì, che Baldini sembra, lui fa finta di essere un esperto di vino e invece se lo beve come se fosse un colluttorio. Sì, non ci capisco una mazza. Io tracanno, manda giù, se ne frega. Allora, un sacco di cose da dire, un sacchissimo di cose da dire. Tante cose, tra l'altro l'ospite di oggi è veramente quanto di più ospite. ci possa essere, perché una persona sola raccoglie tante professioni. Nasce comico. Ma mica vero, no, poi ce lo dirò, perché prima di fare il comico faceva, non mi ricordo attore? cosa faceva, ma faceva, no, quello tutto dopo, cantante, attore, scrittore, ma poi, soprattutto oggi si può dire soprattutto scrittore, perché ha venduto non milioni di copie, ma milioni di copie, che vuol dire milioni e milioni di copie. Parliamo di Giorgio Faletti, che sarà qua tra poco, sarà qua con noi tra poco. E ora la nostra orchestra, signori, Enrico Cremonesi, band! 1, 2, 3, 4! Un paesito balante, 1, 2, 3. Un paesito balante, Maria, 1, 2, 3. Un paesito balante. Bravo, Cremonesi e la sua band. Buongiorno. Ne hai altre così? Che allegria, Questo era un pezzo di Ricky Martin. È il caso di dire che fine ha fatto Ricky Martin, ragazzi, è sparito, sai quando dici, vedi la carriera di uno da che era, da che oggi è incredibile. È tornato dov'è? Porto Rico, no? Lui era di Porto Rico. Non lo so di dove era. Sì. Ricky Martin di dove era? Di là. Dove era Ricky Martin? Di dove era Ricky Martin? Ricky Martin. È finito. Sì. È finito. È finito Ricky Martin, ragazzi. Bene, non finito Ricky Martin. Sì, ma come è finito, ragazzi? Ha fatto il disco con Ramazzotti. L'ultimo disco era in coppia. Don't stress. Era bellissimo. Ero Serricchi. Allora dobbiamo ricordare alcune cose. Domani, come al solito, o come ogni giovedì, che cosa c'è su Rai 2? Il nostro programma preferito, Garden con Luca Sardella, a cui va l'applauso del nostro pubblico. Nel frattempo, di sottofondo sentite uno dei suoi successi, una canzone che Celentano invidia Sardella, ma lui non gliela dà. Allora domani Luca Sardella parlerà di cose interessantissime, te lo dico subito. Allora, la digitale è una pianta, si chiama la digitale. Qualcuno di voi conosce la digitale? Come no? E allora domani su Rai 2 si parlerà della digitale, che è una pianta utile per il cuore. Terrestre. Non so se te la devi mettere sul petto, se la devi mangiare, non so cos'è, però fa bene al cuore. Poi si parlerà del fiordaliso. Ah, fantastico. Canta ancora? Del giardino roccioso. Bello. Guarda, sono cose. E poi le proprietà della malva. Chi di noi non si è sciacquettato con la malva, no? Una volta nella vita. Sì. E poi Gianira, tu sai chi è Gianira? Diciamo, una pianta? No, come Gianira? Gianira, sì, ho capito. L'assistente di Luca Sardella, la parte femminile di Luca Sardella, che farà delle composizioni con i fiori recisi, capito? Perché i fiori recisi, uno che cosa fa con i fiori? Li butta. Invece Sardella ti dice cosa fare. Il tutto domani a Garden. Con Luca Sardella vi regaliamo 5 secondi di Luca Sardella. 4, 3, 2, 0. Stop. Bene. Allora andiamo. Bene.
Che cosa dobbiamo dire altro? È successa una cosa simpatica con Marco Baldini. Quando tornavamo dal ristorante, stavamo passando in un corridoio qui di Asiago. Dovete sapere che noi abbiamo il bancomat dentro la Rai, c'è il bancomat. Sì. A un certo punto siamo passati io e Baldini e c'era la scritta inserire la tessera. Appena Baldini la stava per inserire è comparsa la scritta no, tu no. Non vedevo l'ora di dirlo veramente. Vabbè. Che? Niente, che altre? Sì. Senti, c'è una notizia meravigliosa che ha fatto la gioia. Cioè, Donadoni ieri ha fatto la convocato Cassano. Io direi un applauso a Donadoni perché ha avuto, insomma, diciamo anche pure il coraggio. Mica è semplice. Si attira le critiche anche di chi dice ma no, io sono stato bravo tutto l'anno. Inzaghi si è arrabbiato molto con Donadoni, però voglio dire, Cassano è un fuoriclasse, meglio portarlo lì. Può sempre servire, certo. Esplode Cassano lì Ora, secondo voi, noi non lo chiamiamo Cassano per subito. Chiamiamo. Dobbiamo chiamarlo, dai. Sentiamo come sta. Lo chiamiamo noi? Sì, sicuro. Lo chiamiamo noi? Allora fai il cellulare, dai, abbiamo il cellulare, tanto non sappiamo dov'è. Può essere dappertutto lui in questo momento. Sì, tanto rispondo, dai. Fai squillare. Bene, sentiamo se risponde. Cassonetti? Prego. Pronto? Niente, squilla ancora. La Marone fa effetto, Antonio? Ma eccolo là. Allora Antonio, è la radio, buongiorno. Mi aspettavo un applauso. Sì, certo. Giustamente Antonio Cassano. Senti, allora sei contento per questa inaspettata convocazione? Inaspettato per te? Inaspettato, io lo sapevo da giorni, lo sapeva, è vero che lo sapevo. I cassonetti, ecco. Comunque, lo sapevamo. Sì, che avete oggi ospite? Faletti. Minchia, voglio. Minchia, hai ripartito bene. Minchia, virgola? Voglio. No, signor tenente, ti ricordi? Guarda, quasi qua, veramente, mi metto 2 dita in gola per questa battuta. Sì, Minchia, ancora il signor tenente. Vabbè, scusa, è una delle cose che ha fatto. Ignorante io. Di cultura, voglio. Certo. Noi li abbiamo letti tutti quanti i libri? Allora, dimmene uno. Dimmene uno. Io t'ammazzo. No, vabbè, quasi. Ci sei andato vicino, dai. Ci sei andato vicino. Perché com'era? Io uccido. Io t'ammazzo, dai, sempre morto. Vabbè, ok. Giustamente lui. Allora, senti. Sta convocazione, dai. Cos'era? Nulla di vero tranne gli occhi, se non sbaglio. Non ho capito. Vabbè, certo. Non aveva scritto Diabolic? No, non ha scritto Diabolic. Non era quello, vabbè. Senti, allora. Sì? Sta convocazione, dai. Sono contento, veramente. Però voglio dire, una cosa la voglio dire. Sì. Una cosa. Dilla. Che cosa voglio dire? Dilla una cosa. Non la sanno neanche loro, per questo. Dai. Sono stato convocato per le mie prestazioni e le avete visto tutti quanti, al di sopra della norma, per le mie giocate funamboliche, per i miei gol, per le mie... Ti squilla il telefonino, rispondi. Scusate un attimo. Sì. Ne ha 2 lui di telefono. Pronto? Chi è? Chi è? Roberto, ciao. Ma Roberto chi? Chi è? Vabbè, ok. Va bene. Sì, Roberto. Vabbè, davanti agli altri ti chiamo mister. Sei stato bravo, no, sei stato ai patti. Vedi, c'è l'inciuccio. Sì, la macchina ora te la posso restituire. Ecco, ora uno si spiega. Roberto, però no, per la barca devi aspettare. La rivedrai. E dopo la prima partita, voglio, solo se il gioco titolare. E la smart card di Sky? È difficile, quella non te la posso ridare. E l'ho data ai miei cugini. Figurati, quando la rivedono? Ma forse il vibromassaggiatore a fascia. Ma quello l'ho dato a mia zia, che gli fa bene la circolazione. Vabbè, poi ti insegno a giocare alla PlayStation. Però Borriello me lo metti in tribuna. Certo. Senti, Mondolivo non lo voglio in stanza con me, ha gli occhi troppo grandi, mi fa È vero, c'ha gli occhi. mi fa impressione. Mamma mia, sembra una rana. C'ha i stocchi belli, Sì, tanto quello
Sono 24 convocati, ma uno lo lasciano che secondo voi chi è? Ecco, bravi, gufategliela pure. Rimarrà a casa, è inutile che ci va, perché tanto. Senti, Roberta, no, non discordare la museruola per Gattuso, va bene. Ci vediamo in Svizzera? Ciao. Era Donadoni, dai. No, tua sorella. Ecco, tua sorella. Senti, ma tu non vai in Svizzera con tutti gli altri? No, e mica c'entrano tutti quanti nella mia Ferrari, voglio, Io già mi porto i miei cugini qua, i calzonetti. Mica ci stiamo, Meno male che loro. Pensa, appena arrivo in Svizzera, sai che cosa faccio? Mi faccio il giro dei 4 cantoni in 2 primi e 27 secondi. Poi passo dalla sorella della Hunziker, che non si sa mai. Certo, visto che sei lì. E già che ci sono, passo da Liechtenstein. Che lo sai, anche lì non si sa mai. Senti, stai all'occhio perché là la polizia svizzera è severa, è molto severa. Guaglio, diteglielo, guaglio. Ridete. Belli. Vedo che non hai buone memorie, Baldi, non hai. Io in Svizzera sono di casa. Ah, sì? Lo sai la prima volta che ho fatto il San Gottardo? Gottardo non era ancora santo. Lo sai tu? Ma tu ti ricordi come mi chiamano a me? Aspetta, L'Aidi dell'autostrada. Ah, già, è vero. Che quando passo gli autovelox mi fanno ciao. Ecco, ora mi ricordo. Certo. La polizia svizzera quando vede la mia Ferrari viene colta da malore. Ma stai scherzando? Ogni posto di blocco si aprono come il Mar Rosso quando arrivo io, il Mar Rosso Ferrari. Occhio perché si giocherà sia in Austria che in Svizzera. Dunque anche in Austria. E che si fa? Primo tempo a Zurigo e il secondo a Vienna? No, ma che c'entra? Un po' e un po', dai. Ma tanto non è lo stesso, con la Ferrari ci mette 5 minuti. Scusa Baldini, mo gli faccio una battuta. Sì, sentiamo. Senti Baldini, ma con che cosa si gioca in Austria? Con le palle di Mozart! Ah, che bella battuta, bravo. Sì. Ho fatto ridere. Certo. Sono simpatico, voglio. Senti, vuoi dirmi qualche cosa? Mi vuoi fare qualche domanda per caso? No, eri tu che dovevi farne una a me e poi io una a te. Ah, ok, allora te la faccio prima io. Sì, bravo. Non mi ricordavo qual era l'ordine della domanda. Esatto, vabbè. Ma fa niente, fammela pure. Scusa Baldini, ecco. virgola. Sì. Visto che si gioca anche in Austria. Sì. Posso chiederti una cosa? Ecco. Ecco, io a questo punto ti devo chiedere, ma cosa mi vuoi chiedere? Le usanze austriache? Le cose da vedere a Vienna? Vuoi sapere cosa mangiare? No. Virgola. Come si dice? Me la dai in Austria? Basta, grazie. Ad Antonio Cassano, eccola. E vai, sta per arrivare Giorgio Valenti, adesso ci spariamo uno swing che è veramente... Uno swing ci spariamo, Cremonesi. Andiamo? Spara di sto swing. Vai! Aspetta, siamo partiti finita male. Lì. Bravo, arrivederci, basta. Non lo faremo mai più. No. La ripartiamo. Si fa più uno swing. Vai Massimo, vai. Allora, no, finito. She gets too hungry, becca di questa, for dinner or date. She loves the theater, the night club, but doesn't come late. She never bothered with people she dates. That's why the lady is a trend. Yeah. Doesn't like crap games with bird and earl. One go to Harlem in Herman and Pearl. One to Schroeder for the rest of those girls. That's why the lady is a trend. She loves the clean, fresh wind in her hair. Live without care. She's black, but it's up here. She hits California, it's good at a stand. That's why the ladies a trend. Rico Cremonesi!
a free, fresh wind and a hurl. Wild weather curl, hey how she's bright, yeah, but it's up, yeah, she is California. It's good to understand. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Hey! Hey! Don't tell your mama. Bravi ragazzi, la nostra orchestra, 3 fiati ma sembrano 20. Sì. Ma bravi, sono Ambrogio Frigerio, il nostro Daniele Giardina e da New York Michael Rosen. Grandi fiati, veramente. Giardina che piace tanto a Sardella. Grandi fiati, signori, abbiamo parlato di Cassano e siamo molto contenti di questa convocazione. Ci spiace per chi rimarrà a casa, ma no, di Cassano siamo molto contenti. E noi adesso, signori, sentiremo colui che l'ha convocato, quindi il grande allora c'è Donadoni pensa a un uomo schiava d'attacco sui calci d'angolo. Allora Cassano tira la maglia in faccia al portiere avversario e Del Piero segna, il nuovo schema. Abbiamo adesso ci mettiamo in collegamento con Roberto Donadoni, eccolo qua, pronto? Il nostro CT. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Ciao Roberto. Eccolo, allegro come questo sempre. Tono bello vivo. Si sente questo entusiasmo. Ma sì, questa è l'euforia per gli europei. Ecco. Sapendo che a breve inizieremo, sono contento. Si sente la sua felicità. Sì, ma non è che posso fare i voti di Capodanno. Sparai due razzi, ha ragione. Se hai qualche domanda da fare, vuol darci la lista a questo punto. La lista dei convocati ufficiali è stata ieri, però noi ce l'abbiamo in esclusiva per noi. Sentiamo, dai. Porta Sbruffon, Buffon e Amelia, la maga. Però. No, Amelia non è la maga, è quello difensori Materassi. Sì. Panicucci? No, è Fargetta, dai. Scusi. Panucci. Panicucci è Panucci. Ragazzi, io facevo i dribbling, non posso ricordare. Certo, hai ragione. E poi sulla sinistra dal Barcellona Barzotta. No, Zambrotta, che Barzotta, che sembra un po' dislessico oggi. Dice le cose al contrario. Centrocampo. Aquilani. Ho visto anche il film, tra l'altro. Il ladro di Aquilani. Vada avanti, per favore. Vada avanti. Ambrosini. Ma ragazzi, dovete correggere tutto, la fate voi la linea. No, scusi, ha ragione. Ne azzeccasse uno. Poi Pirla. Sì, tu sei un Pirla. Sentiamo chi c'è. Poi De Rossi, ma siccome non mi ricordavo il nome. Come no? L'ho detto giusto, De Rossi. No, non si ricordava il nome di battesimo. Ho chiamato Barbara. Vabbè, però attaccanti, ragazzi, andiamo di brutto. Facile. Sì, abbiamo Tuoni. E Fulmini. Tuoni. Tuoni ha detto. Poi c'è Di Natale. Poi un suo parente di Pasquetta. Poi questa è una cagata, andiamo avanti. Poi Del Piero. Siccome Del Piero tu ce lo porto, così nessuno mi rompe. Se perdiamo la colpa non è mia. Ha ragione. Perché tutti a dire l'ha portato Del Piero. L'ho portato per non farlo sentire solo, ho portato anche la Chiabotto. Perfetto, e il passerotto pure. Giusto, Senta, sta storia di Inzaghi, come mai? No? Tutto è nato per una telefonata. Cioè? Mi ha telefonato e mi ha detto mister, io non so, io Pippo sto a casa. Scusate, ma uno che si droga non me lo porta. Grazie mister. Spero che Inzaghi abbia capito lo spirito. Lo spirito nostro, se no tra un po' ci chiamano. Esatto. Visto i tempi che corrono per il mondo del calcio, insomma, ringraziamo Donadoni. Ringraziamo Donadoni, se ci fai almeno un urlo di gioia, perché è una bella squadra, secondo me. UPE. UPE. Grazie a Donadoni. Bene, sta per arrivare il nostro caro Giorgio Faletti. Ho il suo libro qui davanti, che almeno lo leggerò. Si intitola Pochi inutili nascondigli. Se io ho letto il suo secondo libro, ci ho messo 1 anno e 2 mesi a leggerlo. Giusto il tempo che uscisse l'altro. Io sono molto. Tu l'hai letto? No.
No, il primo sì, il secondo no. Io uccido sì. Io li ho letti tutti e due. Eccolo. Non ci interessa. Allora andiamo avanti. Sono tre, voleva dirti che sono tre. Però sono vabbè, tre. 2, 3. Qual hai letto tu, Cremonesi? Io uccido sì? E niente di vero tranne gli occhi. Bravo, ti sono piaciuti? Molto. Bravo. Non potresti dire altrimenti. Sì, anche perché direi altrimenti se non mi piacevano. Sì, no, Cremonesi ogni tanto legge, bravo, poi me l'ha detto, lui fa così, cazzo, che fa letto, sono fortissimo, bellissimo, non sai, ammazzano qua, fa le è vero, quando è nella vita privata parlo è così. Sì, parli così. Non me ne ero accorto. Vabbè, visto che sei tu, signori, grande successo di Cremonesi, fatto con Tony Renis, un disco che stiamo tentando di lanciare. Limoniamo tutti. Quando l'ha cantata era 5 anni fa, era ancora un ragazzo, aveva ancora la voce. C'aveva già i peli. La voce da adolescente, sai che noi ragazzi la voce cambia. Sì, ma lui c'ha 49 anni, 5 anni fa quanti ne aveva? Ne aveva 18, era proprio ragazzino. Signori Cremonesi, Can You See? Sì, eccola. È bellissimo, sentite. Limoniamo fino a notte, amici, finché non rimettiamo, prego. Signori, la voce di Cremonesi, cercate questo disco. Poi diciamo a Faletti, gli consegniamo questa canzone e gli chiediamo se ci fa un testo in italiano. Sì, anche perché sto testo è finto, non dice niente. Solo per la metrica? Certo. Questo era un provino. Un provino. Signori, Barry Gibb, eccolo qua. Il nostro capponcello. Sentite che se Faletti sta sentendo in macchina pensa già al testo. Qua è bellissimo. Ecco, bravo, sembra quello. Ma perché così? Ci stava preciso. Classifica show c'è Enrico Cremonesi. Adesso sono incinto io, lo volevo sentire. Tutti in coro. È proprio bella, Mi si sono cariati tutti i denti davanti. Noi proponiamo per l'anno prossimo a X Factor Enrico Cremonesi, perché tu ce l'hai il fattore X. Sì, là dietro il fattore Cos'è il fattore X? C'è anche il cromosoma X, da qualche parte anche ce l'avrà. Il Roberto Soffici del 2000. Mamma mia! Bravo. Sì. Allora ragazzi, oggi sapete che il primo Consiglio dei Ministri si terrà a Napoli. Quindi noi andiamo dentro la notizia Presidente e vediamo un po' che cosa. Sentiamo se già sta facendo il discorso, perché può darsi. Sì, sentiamo un po'. Sentiamo se Berlusconi è là, appunto, se riusciamo a captare qualcosa. Proviamo a sentire. Sei pronto? È in linea, senti. Basta così. Ho capito che deve essere. Allora, vieni più vicino. Sentiamo. Vieni più vicino a Picella. Sta facendo il discorso, eccolo qua. Allora, io devo provare questa cosa. Allora, sei pronto? Ecco, il collegamento da Napoli. Care Guaglione e cari Guaglioni, allora, in qualità di Presidente do Consiglio c'è do perché è napoletano. e in futuro anche della Repubblica, apro questo Consiglio napolitane. Certo, ok. Songo, e dico Songo, Songo venuto fino a qua, sì. bevere a situazione da munnezza e va già dicene che effettivamente è proprio una chiavica. Scusate un attimo, Piccella, vieni qua. Allora, tu mentre io parlo, fammi in sottofondo spacca cuore tipo un soldato innamorato, così questi terroni si commuovono, capisci? Anzi, sei terrone anche te. C'è la Picella. Se ne frega, ti ho salvato la vita, ti ho naturalizzato come oriundo di Arcore, quindi vorrei mica le scuse adesso. Dai, suona.
di sottofondo. Ho detto spacca cuore, cos'è sta roba? Era una versione Apicella, tu devi stare zitto. È sardo, Apicellu. Non riesci a fare, è talmente sardo che non riesci a fare il napoletano. Sì, no? Apicellu è bellissimo. Apicellu. Ma no. Allora, Non ce la fa. Cari compaesani, sì. Tengo cuore straziato da questa situazione. Un miracolo di De Gennaro fino a mo' non c'è stato. Ah, vuoi suonare o no, cacchio? Ma dico, ti pago per che cosa? Montagne di rifiuti sommergono la nostra città. Per questo, e dico per questo, sono venuto personalmente perché, come dice il proverbio, se la montagna non va da Silvio, Silvio va dalla Carfagna. L'ho detto Carfagna? Sì. Ho detto Carfagna, sì. Potevi dire solo sì, perché se no si capisce che sei sardo. Che sei sardo. Dico, ho detto Carfagna? Sì. Stava ridicendo anche. Vabbè, tanto il senso si è capito, anche perché poi la Carfagna di montagna ne ha due, quindi esatto. Presidente? Sì, chi è? È la radio, buongiorno. Buongiorno, no, sono in albergo io, sa? Ma ha risposto prima che gli facessi la domanda, è stato lento, quindi ho già letto il suo pensiero e sto dicendo che ero in albergo. Ho capito. Siamo con Apicella, sto facendo le prove. È arrivato in aereo allora, perché ha mandato tutti i ministri col pullman, scusi? No, perché sennò io e la russa litighiamo sempre perché deve farsi la hostess. Allora, ho capito. E ultimamente ci si è messo anche il Brunetta. Il Brunetta. Che lì le piscinin, ma lei è un martello. Sì. Veramente, una roba incredibile. Ti aveva una roba. Senti, a proposito del Brunetta, ma lo sa che me lo stavano perdendo all'autogrill? Sì, come mai? Ma pensi, voleva prendere un gelato biscotto tipo cucciolone, si è sporto troppo nel frigo e è caduto dentro. Ma la cosa strana. La cosa strana è non riusciva più a uscire. Te credo io. Ti giuro, se non passava di lì un ragazzino che gridava mamma, voglio quel gelato a forma di omino, l'avrebbero lasciato lì. Vabbè, Presidente, le squilla il cellulare. Sì, un attimo, scusate. Pronto? Apicella, fammi una cortesia. Servi a una cipa di niente. Tornate a casa. Vabbè, vai. Non ha suonato, è stato qui, mi ha fatto solo sardo. calore. Dai, sì. Vai al di pecora, ritorna là. Non riesce a fare il napoletano, roba da male. C'è niente da anche fare. per dire sì che comincia a dire sidu, didu, budu, per forza, c'è niente roba da da fare. male. Sì, ho capito. Pronto? Uè, Giampri, siete arrivati? È fini questa. No, non ti capisco così. Fai un bel respirone. Ancora. Calmati e soffiati il naso. Piange. Cos'è successo? Ma come ti hanno menato? Ma perché? Ma per colpa di chi? Chi? Passamelo. Eccolo. Adesso me lo passi, Cribio. Passamelo. Umberto. Il boss. Non ridere. Non c'è niente da ridere. Allora, se continuate così ad agosto vi mando in colonia. Ma lo sai, Umberto, lo sai che lo potevano ammazzare Gianfri? Addirittura. Non lo devi più fare. Mentre andate in giro per Napoli, non devi attaccare sulla schiena del Gianfri il cartello con su scritto Maradona è gay. Non lo devi fare. Ok? Sono ragazzi. Basta. Grazie, Presidente. Sono ragazzi, si divertono. Senti, ringraziamo Apiceddu? Sì, Apiceddu, è vero. Apiceddu. Abbiamo canzone nuova da lanciare. A proposito di Berlusconi, sentite questa canzone, sentitene anche il testo. Il testo e l'artista si chiama Tuppi. Tuppi? Sai che significa in Sicilia Tuppi? No. Utuppo. Come si chiama? Lo scignon. Lo scignon, Utuppo, si fa tutto i capelli. Sì, la crocchia dietro. La crocchia, come la chiama a Firenze? La crocchia. La crocchia. Esatto, allora lui si chiama Tuppi e la canzone si intitola, pensa, Ponte Milvio. Ponte Milvio. Sì, come direbbe lui, Moccia. Monte Milvio. Vai Tuppi! 14 anni ormai
già ti sa. 12 anni sono passati. È come un déjà vu, a comparire sei tu. Ma non chi è comparso? Io non me l'aspettavo. Lui non se l'aspettava. No, neanche ci pensava. Neanche ci pensava. Ormai la mia vita era senza di te, ma nella vita non c'è due senza tre. Eccolo! Silvio, nuovamente presidente del consiglio. E pensare che volevo fare un figlio. Per salvarmi basterebbe un appiglio. Ma mi butto giù dal ponte Milvio. Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio. Per salvarmi non ho più nessun appiglio. E mi butto giù dal ponte Milvio. No, non avercela con me, vorrei solamente capire il perché. Tu hai il tuo regno e vivi da grande re. Chi te lo fa fare col casino che c'è? Ti prego adesso senza ma e senza se. Ehi, il vero motivo, dimmi qual è. Hai visto lo stato in che stato è? Per aiutarlo ci vorrebbe Superman. Il popolo è incazzato, aspetta, un uomo c'è. Magari lo vedremo nel vlog su Rai 3. Silvio, nuovamente presidente del consiglio. E pensare che volevo fare un figlio. Per salvarmi basterebbe un appiglio. Ma mi butto giù dal ponte Milvio. Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio. Per salvarmi non ho più nessun appiglio. E mi butto giù dal ponte Milvio. E questo è Tuppi! Ponte Milvio. Piace questo, eh? Sì, sì. Silvio, volevo solo un appiglio. Attenzione che c'è il mix di Cremonesi. Sentiamo, aspetta. Continua ancora perché il ritmo non si ferma qui a Prima Radio 2. Ed eccolo qua, lo stiamo per presentare. Signori, lo scrittore che ha venduto milioni di copie. È già pronto per scrivere il testo della canzone di Cremonesi, Can You See? È con noi Giorgio Valenti. Maestro Fava, basta, grazie. Eccolo qua, ciao Giorgio. Ciao a tutti. Ciao Giorgio. Che bello. Sono contento di essere qua perché per me. Tu ci senti innanzitutto? Ciao, vi sento e avevo una serie di sospetti sentendovi. Quali? Venendo qua ho avuto la conferma. Cioè? Primo, questo. Anzi, 3 conferme. Primo, questo è una trasmissione di deficienti. Esatto, questo è uno. Fa piacere che ci ha riconosciuti. Secondo, è una trasmissione di deficienti ubriaconi perché vedo solo bottiglie di vino. Questo ha ragione. Però vino buono. Sì. E noi siamo deficienti buoni, infatti. Vai. Terzo, mi trovo nel mio ambiente naturale. Ma vedete che costruzione. Che costruzione. Vedi? E questa è la presentazione subito. Io non saprei neanche da dove cominciare. Io sì, passami un po' di vino. No, perché anche devo dire Giorgio sta brindando con noi. Guarda, io sono astemio, lo sai? Sì. Pensa se ti piaceva il vino. No, io sono astemio. Andavi in giro con le flebo. No, però questa qua è solo un bicchiere. Ora ve lo faccio sentire. Avanti. Ma senti che. Scusa, che nota è? Scusa, aspetta. Cosa? È un La. Perché tu c'hai l'orecchio assoluto? No, ho provato a indovinare. Aspetta, sentiamo. Fermo, Cremonesi. Sol? No. Mi? No. Quante ce ne sono? Ragazzi, sono 7, prima o poi ci azzeccate. Voglio dire, scusa, tu c'hai davanti il piano però, Certo. Tu non eri. Tu il bicchiere, siamo pari. Ha fatto la battuta e scusalo. Pagatelo e mandatelo via. Allora, intanto pagatelo e mandatelo via. è bella, non è male. Pagatelo e mandatelo via. Mi sembra una frase da germinare. Pagatelo e mandatelo via questo qua. Allora, pochi inutili nascondigli è il nuovo libro. Ormai quando esce un libro di Faletti diciamo che è un evento, ormai. Sei contento di questo? No, lo saresti mai aspettato? No, ma assolutamente no.
mai aspettato. Poi questo libro ha una caratteristica particolare. 7 racconti. Sono 7 racconti, un'antologia che il racconto in Italia è visto un po' come una forma letteraria minore. Questo libro è uscito dopo una settimana, era prima in classifica, per cui io sono stato molto contento. Subito prima in classifica? Sì. Mi hai scalzato praticamente. Maestro, io devo dire una cosa. Il fatto è che lei è prolifico in un modo incredibile. Lei scrive un libro ogni 25 minuti. Sì, quasi quando mi fumo le sigarette. Sì, esatto, tra l'altro io il manoscritto, appena il libro viene pubblicato me lo rollo e me lo... Credo maestro che lei sia l'unico autore che scrive direttamente sulle Rizla. Direttamente, è facile. Sulle cartine. Senti, ma tu ti incontri mai quando andate a presentare libri, vai a convegni dove ci sono altri scrittori? Come ti guardano gli scrittori, quelli, diciamo, stavo per dire quelli veri, non che tu non lo fossi. Lo dici, quelli veri, cioè quelli che nascono scrittori. Che nascono scrittori, no? Io devo dire c'è una sorta di diffidenza così. Ma non mi pare, nel senso sono stato accolto molto bene nel mondo della letteratura. Poi io, soprattutto la cosa che mi fa morire da ridere è il fatto che determinati autori stranieri che una volta per me erano degli idoli, erano dei nomi tipo Platone, che sono, no? esatto, Aristotele, gente Plauto Pippo Plauto, che non lo so. Chi suona il Plauto? Pippo Plauto e Topolino erano la triade dei filosofi. Ora, sai cos'è? Che con Giorgio messo qua è come se fosse un muro di quelli lì, capito, che ti rimbalza le cose, non lo metti, non lo prendi mai a castagna. Dicevo, ci sono degli autori tipo Jeffrey Deaver, Michael Connelly, questa gente qua che ogni tanto mi arriva, sa Giorgio, è uscito il mio libro italiano, mi mandano il libro. Ma dai, loro? Sì, Connelly, tipo Connelly, quello del Manchester, l'ala sinistra, quello là, sì. Il resto Manchester è una famosa frase che dicono in Inghilterra quando pagano il conto al ristorante. Il resto cretino, l'hai capito in ritardo. Stavolta sono arrivato ascolta, non anticipargli nulla perché esce il film. Sì, esatto. E allora se glielo anticipi. A proposito di questo, scusa Giorgio, adesso metto il dito. Sento che stai per far dire una cosa che proprio non ci piace a nessuno dei due, però lui la dice lo stesso. Baldini ha fatto un libro. Sì, insomma un libro. E ha venduto ha venduto un qualcosina. Tipo 50.000 copie. Un centesimo di quello che 50.000 copie. Faletti le ha vendute quando aveva finito di scrivere le prime 3 pagine, già l'aveva venduta. Vabbè, però c'è un però. Sul libro di Baldini il giocatore subito, immediatamente uscì, hanno fatto il film. Ora voglio dire, il libro... Ma secondo me riprendevano Baldini mentre viveva. Sì, esatto. E poi e ci hanno fatto un cortometraggio. Come mai? Cioè, io uccido uno, è un film. Tra l'altro so che hanno comprato i diritti e so anche chi. Tu stai ravanando De Laurentiis. Non è che con quei diritti lì non lo so, io ti dico che questa cosa esiste, il termine il coltello nella piaga, ecco, per me questo è una scimitarra nella piaga, come se fosse Sandokan che gira, perché credo di essere nel Guinness dei primati, sono l'unico autore che ha venduto milioni di copie e non hanno fatto un film. Ci hanno fatto il film, però magari se il Napoli vince sono diventato tifoso del Napoli, se Napoli vince lo scudetto magari facciamo anche il film per festeggiare. A chi affideresti la regia tu, Baldini? A quello di Basic Instinct, Verhoeven si chiama, Paul Verhoeven. Ma ragazzi, io sono un cinofilo. Girerebbe Io uccido con tutti i personaggi senza mutante. No, è bello, quell'atmosfera lì mi piacerebbe molto. Ti piacerebbe molto, va bene. Giorgio, allora il libro ormai è inutile dire compratelo, no, anzi non lo comprare, ne ha venduti talmente tanti. Scherzo. Allora, è anche bella ce l'ho in mano, autografato, non vi leggo la dedica che mi ha fatto, anche perché il libro è un altro, non è questo con la dedica, non c'è. Ce l'ho di là, quello con la dedica, quindi non ve la dico, ma Giorgio Faletti di Asti, prima di fare il comico, cosa facevi? Che cosa facevo? Il bambino, proprio l'idiota. Io me lo ricordo quando esordì, proprio il giorno dell'esordio ero davanti alla TV, era Pronto Raffaella.
Cosa pronto Raffaele? Pronto Raffaele, lui è esordito. Hai fatto pronto Raffaele? Contavi i fagioli? 4 giorni. E che facevi? Raccontava la storia di uno che si impiccava con l'elastico, che ci metteva un sacco a morire. È stata la mia prima apparizione televisiva. E lei rideva. E perché avevo vinto un concorso, un volto nuovo per gli anni 80, difatti fino agli anni 90 non mi hanno più cagato. Allora capito? No, è stata era l'82, poi ho cominciato, poi ho fatto un paio di cosette, una trasmissione su un'emittente privata con Teocoli, che è stata un banco di prova incredibile, perché erano 4 ore di trasmissione praticamente senza prove, così tipo qua, così, esatto, un po' come noi, cosa veniva e poi è arrivata la drive-in con tutti i personaggi, le cose. Piero, come faceva quello lì? Piero! Non c'è mai quello lì, mamma. E poi là, c'è un messaggio, un mio amico mi dice: ti abbuono 200 euro se fa Vito Catozzo. Ti prego, fagli un pezzettino. Sta in crisi, sto periodo sta in crisi, ti prego, un pezzettino. Allora ti dico una cosa, credo che ci sia un solo posto nel quale avrei accettato di rifare una cosa. Vito Catozzo. Non so neanche se sono ancora capace. Se te lo ricordi. Però attenzione, senta Fiorella. Allora ti dico una cosa. C'ho un problema con mia moglie, perché tutte le sere porti il moncio sotto i piedi. Quella mi prepara la camomilla col Viagra. No, perché a me il Viagra mi fa come calmante, certo. Capito? Se no la bombarda tutta la notte, invece così con metà della notte se la cava, capito? Perché in casa mia regna l'abbondanza. Adesso ti dico una cosa, guarda, la stagione scorsa mia moglie e io abbiamo mangiato talmente tanti tartufi che al ristorante sotto casa ci pagavano per scorreggiare sui risotti. Vito Catozzo! Baldini non crede alle sue orecchie. Tra l'altro si è beccato 200 euro. No, ma era il mio eroe Vito Catozzo. Allora, ma lui faceva la suora, com'era la suora? Sì. La suora d'Alpina. No, quella d'Alpina era l'altro, era la stilista. Sì, il Madonna Santa in questo studio. Come no? Ma che vi cura il look Stevie Wonder? Madonna Santa. Te Fiorello tanto quanto c'è questo fascino, questo c'è il Charmant, ci viene fuori questa cosa. Lo ricordo. No, Baldini sembra hai presente il personaggio di Topolino Macchia Nera? Sì, è vero. Ecco, investito da un autobus. Ecco quello. Ad Alpina! Fantasia, c'aveva una bandana arancione meravigliosa. È vero, sono cose indimenticabili. Poi diciamo che, però non diciamo tutto adesso di Faletta. Facciamo un attimo una pausa, che abbiamo qualcosa da mandare. Perché... Da mangiare, pensavo. Sì, abbiamo una canzone da mandare. Da mangiare non si sa, ma da bere sicuro. Anche perché poi apriamo il file cantautore, cantante, a voglia. Tutto, però prima è uscito l'ultimo di Ana Flora e non è quella del riso. Ana Flora ogni estate ci propina e ci presenta dei brani meravigliosi e questo qui ci farà ballare sulla sedia. Il titolo non me lo dire neanche perché non me lo ricordo. Eccola qua. Conversa fiada, chissà che vorrà dire. Conversa fiada. In spagnolo. Fiadas ne so qualcosa. Fiada con la F. No, con la F. Non ho idea. Vabbè, sentiamo. Conversa fiada. Ana Flora e il DJ Brizzi. É do lado de lá que eu vou. Não quero mais essa conversa fiada, não quero mais ouvir essa piada, que o Brasil é o país do futuro e cê balela pra trouxa, o povo manda duro. Não quero mais essa conversa fiada, não quero mais ouvir essa piada, que o Brasil é o país do futuro e cê balela pra trouxa, o povo manda duro. Ei galera, vamos nessa onda quero arrebentar. Não quero mais ouvir essa conversa, é papo que deixa disso, hoje deixa pra lá. Ei galera, vamos nessa onda quero arrebentar. Não quero mais ouvir essa conversa, é papo que deixa disso, hoje deixa pra lá. Deixa pra lá.
Quando se chega eu quero gritar, e o povo que canta não me deixa calar. Não quero mais saber essa piada, não quero mais ouvir essa piada. Sou do Brasil, é um baixo futuro, e cê balela pra trouxa, o povo anda duro. Não quero mais saber essa piada, não quero mais ouvir essa piada. Que o Brasil é um baixo futuro, e cê balela pra trouxa, o povo anda duro. E galera, vamos nessa onda que ela arrebenta. Não quero mais ouvir essa conversa, é papo que deixa disso, onde deixa pra lá. E galera, vamos nessa onda que ela arrebenta. Não quero mais ouvir essa conversa, é papo que deixa disso, onde deixa pra lá. Deixa pra lá. Attenzione! Mas a corda só quebra, mas a corda só quebra. Vamos dançar, vamos dançar, vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar, vamos cantar. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è partenza. È come un treno che è passato con il carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivano tutti. Giorgio si è dilettato a cantare dietro la mia banda. Bravo. Grazie Anna Flora per il nuovo pezzo che abbiamo avuto in esclusiva, spero. Ce l'avevamo, credo. No, 9 prima di noi. Ce l'avevamo, vabbè, però ce l'avevamo. Giorgio canta, gli piace cantare. Sì, gli piace. Beh, indimenticabile. Mi piace scrivere allora, la musica. Signori amici radioascoltatori, signori e signore, questo signore ha scritto Germany. per Mina, adesso vorrei ricordare quale pezzo ha scritto Cremonesi per Mina, ad esempio Bachelite, ad esempio. No, quello è di Salvi. Quella ce l'hai nel cervello. Ce l'ho io qua, la Bachelite. Quale hai scritto per Mina tu? Una canzone si intitola Traditore. Traditore. Io non ho scritto 3 canzoni però Milva anche. Per Silva. The show must go on. L'hai scritta te? Sì, quella l'ho scritta io, sì. Ma le vocali le scrivi proprio le scrivi larghe quando. Ecco, guarda, mi hanno portato su tutto, la discografia. Canta, guardate. Allora, Traditore, per Fiordaliso è scritto Mascalzone, insomma ho scritto per Fiordaliso Mascalzone, poi ho scritto una canzone per Milva che si intitola Maledetto, ed è la trilogia Maledetto, Mascalzone e Traditore. Mi hanno chiesto se scrivevo testa di canzone e io ho detto mi sono fermato, fino a lì non c'era. Poi hai fatto anche Angelo Branduardi. Sì, ho fatto 2 album. Come si chiama? Ho scritto i testi di 2 album di Branduardi. Attenzione che qui hai copiato allora tu, Baldini. Sì, perché lui ha scritto anche, vediamo se riesco a trovarlo, Il giocatore di biliardo. Il giocatore di biliardo, sì. Giusto? A noi non piace il biliardo. Il giocatore sfigato, io un'altra cosa. Però chi di noi non si ricorda quella tua partecipazione? Lo so. Quella partecipazione a Sanremo dove toccasti un argomento, insomma, devo dire molto scottante. Ci fu insomma Falcone e Borsellino, quei poveri ragazzi tutti purtroppo morti in quell'attentato pazzesco, e tu scrivesti una canzone, devo dire, meravigliosa. Io te la chiederei, io già con Cremonesi siamo già preparati, abbiamo preso la base, ti abbiamo messo perché a scanso di equivoci, perché lui non ricordo le parole, eccole là, gliel'abbiamo messe davanti. Cioè che così se adesso sbaglio non ho neanche l'alibi della mancanza. Allora, ovviamente ti giustifico, non l'ha provata mai, cioè, non so da quanto tempo non la canti questa canzone. Praticamente dal giorno dopo Sanremo. Allora, però ci vuoi provare? Io farei una cosa, però se almeno tagliamo il torto a metà, come si dice. Cioè, la prima parte, quella cantata No, direttamente partiamo entriamo nel fatto. Ok. Direttamente. E la farò con la chiedo scusa maestro per questa era già partito. questo break, lui il maestro quello parte immediatamente anche con le donne. Lo dice la parola stessa. Lo dice la parola stessa maestro, uno quando è maestro subito. Vorrei ipotizzare per una volta visto che mi trovo in presenza di uno siciliano, di non farla con l'accento siciliano. E come no? Facevi quello noi vogliamo, lo facevi così bene. Ma te, allora ti faccio la siciliano senza far signor tenente. Dai, ti prego, la facevi così bene, guarda. Io ci provo, mi appello alla clemenza della corte, visto che clemenza accordata, non so come si dice. 1, 2, 3. Minchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale
ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41, presso la casa cantoniere, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente. E siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono divise da un umorismo di barzellette, e siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non vi ci va giù, e farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che star seduto su una volante, la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura, e questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farò rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente. Qua, ragazzi, grazie. C'è Giorgio con gli occhi lucidi, non si può rimanere insensibili E mandiamo un pensiero alle famiglie di questi ragazzi, assolutamente, di Falcone, Borsellino, per una nuova Sicilia. Mandiamo la pubblicità. Pubblicità. Eccoci. 1, 2, 3, 4. Giorgio Valenti con noi. Viva Radio 2. Baldini, m'hai detto vieni su da me, l'inverno è caldo su da me, non senti il freddo che fa in questa nostra città, perché non vieni su da me, saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè, non lo prendo, in fondo che male c'è, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Fai di no che è meglio. Non so neppure che giorno è, ma tutti i giorni sarò da te. No, grazie. Che non so perdere, sai, ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. La mescalina. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Pensate. Perché l'amore che non c'era adesso c'è. Perché l'amore che non c'era adesso c'è. Ladies and gentlemen, Fiorello.
stelle, figli della nostra età, eroi di un sogno. Te la ricordi questa, caro? Allora, 76. Faletti, di che anno sei? Ma scusa, ma cifra tonda. No, ma così siamo andati così bene fino adesso. Perché devi poi rompermi i maroni ora? Sono nato nel 1950. Ma non ci posso credere. Sì. Ti giuro avrei detto massimo 51. No, la mia età ti davo. Ti davo la mia età, 37 anni. Ma è per quello che vai in giro con per quello che vai in giro con l'avvocato. L'avvocato d'Andrea, eccola. Sei del 50, quindi c'hai 58 anni a novembre. No, non è possibile che tu fra 2 anni compi 60 anni. Non è possibile. Perché vuoi farmi morire prima? No! Io mi tocco un attimo, scusami. Ma non li dimostri proprio. Ma sai, le cose cambiano adesso con tutti questi Cosa? giocarelli. Quali giocarelli? Cioè, nel senso, la medicina, trombette, cose. Pillole blu, pompette, sì. Beh, la pillola blu devo dire che ultimamente va per la maggiore. Ma io ho capito, per quello che i puffi sono sempre allegri. Certo, sempre pistolino duro. Ma secondo te la russa? La russa lo usa il Viagra? Ma io non c'è. Io non lo immagini lui. Io lo faccio il Viagra. È naturale. Lo produce dai suoi. Come ormone, il suo naturale. No. Quando suda col sudore lo cristallizzano e fanno il Viagra. È come Obelix, c'è caduto dentro da piccolo. Non fare sti gesti. No, e stai in radio, non fare sti gesti, non racconti. Perché in radio la prima fila ringrazia le signore sedute in prima fila per il tuo Angelo Pintus. Allora. No, che poi quelli seduti in prima fila sono convinti, si sedono lì, dicono che come siamo fortunati, vediamo meglio. Gli arrivano dei lapili. Infatti. Però voglio dire a Baldini, girati un attimo da quella parte, guarda vicino al pianoforte. Ciao piccola, come stai? Là, ciao, là. Quanti anni hai, bambina? Sì? Date un microfono alla piccola. Ciao piccola, come va? Aspetti, do il mio, dai, aspetta. Qua, ciao, no, per far capire che non diciamo ciao. Ciao. Come va? Quanti anni hai? Ma 11. Tu come mai qui minorenni? Crescerai, imparerai. Speriamo non da noi. Faletti! No, dico nel senso che se continua a stare qui esce, ce n'ha già 15. Certo, è vero. Alla fine della trasmissione ha già 15 anni. Perché poi la disgrazia è voluta che è seduta vicino a Baldini. Tu dietro. Non lo guardare Baldini. Ma non mi guarda. Fa tutti i gestacci, vero? Com'è Baldini secondo te? Un giudizio di una bimba di 11 anni. Eccolo. Marco Baldini. Fa ridere. Fa ridere. Fa ridere. Vedi, si sta già avvicinando ai 14. Sappiate, ma tanto diciamo per quelli che sanno che i bambini non possono entrare in radio, che è stata autorizzata credo ai genitori. Dove sono i tuoi genitori? I tuoi genitori piccola. Sono due guardiani. Ciao, c'è la mamma presente, a posto. Sì. La mamma è presente, no, basta. Signora Tutta, basta che ce l'ha. Che fai, Sasà? Vai dalla mamma? Certo, mica scemo lui. La mamma è la sorella gemella che è stata beccata dalla prima parte della trasmissione. Ma ti fa ridere, bimba, ti fa ridere Viva Radio 2? Cos'è che ti fa ridere di più? Non lo so. Non lo sa. Un personaggio, qualche cosa che ti fa ridere. Sei emozionato? Tu? Io ti faccio ridere io proprio come persona, così che mi vedi e ridi. E non sei ancora spogliato. Incredibile. Non t'ho detto a lei, ho detto in generale. Tu non capisci. Tu niente, sei duro. Tu sei duro. Certe cose non vanno fatte in questo contesto. Ma sei un animale. Sai che dovrebbe essere legale picchiare Baldini? Sì, dovrebbe essere legale. Perché tu virgola se ti riesce, punto. Gli meni e non vai in galera. Io non ci provo. No, in generale. Io perdo a braccio di ferro con uno dell'asilo, per cui non ho problemi. Cioè, proprio c'ho la vigoria di una maionese. Scusate, quando non riesce. Purtroppo, sai quando c'è quella brodaglia gialla dentro. È bello che rimane. Si dice proprio un bazzio, minchia, ma imbazzio la maionese. Sì. Ma impazzito. Purtroppo l'abbiamo menzionato, è come se l'avessimo evocato il nome di Ignazio. Tra l'altro alle prese con un corpo, non so come si chiama quel corpo dei cavalli lì della cavalleria. Cavalleria Nizza, la cavalleria che vogliono abolire questo corpo, e lui si è messo di mezzo, capirai. La cavalleria Nizza! Io faccio l'imitazione sua così, quello vero adesso ora lo chiamiamo. Pronto? È l'ultimo reggimento di cavalleria italiano, rischia la chiusura, lui lo vuol salvare, sentiamo se ci sono novità. Dai, sentiamo.
Sentiamo se ci sono novità dal ministro della difesa. Buongiorno ministro. Ha ragione Faletti in tutto e per tutto per quella storia del Viagra. Lo produco io. Lo so. Direttamente. Senta, questa cosa della cavalleria, è vero che lei insomma tenta di salvarla? Che Ma succede? certo, che difendo quest'ultimo reggimento di cavalleria, quelli sì che sono militari. Uomini proprio che puzzano di cavalli imbizzarriti. Quelli sono uomini che si nutrono di sterco equino. Ora sì. Quello è, a differenza di tante altre divisioni dell'esercito pieno di effeminate. Faccia qualche esempio, che so, l'artiglieria, i trasporti. No, l'arma che mi fa più schifo è il genio. Ma cosa? Il genio militare, quelli che fanno i ponti? Ma certo, il genio. Ditemi voi se si può fare il militare chiuso in una lampada per fare i cazzi di Aladino, per favore. Avanti, basta. Ho fatto una battuta. Certo. Che tra l'altro Aladino è pure extracomunitario. Basta, ho firmato l'espulsione per lui, Ali Baba e Simba del marinaio. Basta. Ok, il problema risolto. Senta, sappiamo che a Napoli per il suo primo consiglio dei ministri come ministro della difesa proprio. Sì, siamo venuti tutti qua in pullman da Roma. Ero preoccupato per il parcheggio, ma ci hanno risolto il problema. Purtroppo avete trovato il risolto appena siamo arrivati a Napoli. Avete trovato il parcheggio? No, si sono fottuti il pullman. Certo, allora il problema risolto. Senta, va bene, avanti. Sbrigati che c'ho da fare. Sì, ma se mi fa parlare, dicevo, lei che è ministro della difesa non ha fatto niente? No, ero impegnato purtroppo in una trattativa commerciale con alcuni indigeni partenopei. Ho fatto un affare, ho comprato un Rolex a 200 euro. C'è cascato anche lei. Sarà un Rolex falso, Tarocco. No, perché mi hai preso, Baldini. Sono sicuro che è un Rolex vero. L'avevano appena shippato a Berlusconi, quindi. Senta, dopo gli impegni di lavoro farà un giro turistico a Napoli, va a mangiare il pesce, una spigola, una sogliola. Baldini, la spigola è da tonnicciole. Io a Napoli mangio solo impepata di scorfano. Quelle sono cose, pesce martello alla brace. Certo. E il pesce martello lo lascio, sì. Io mangio la brace. Col cucchiaio. Senti, vi devo lasciare. C'è un nativo del luogo che mi sta proponendo un affare, un pacco con un videoregistratore a 50 euro. Stia attento, può essere che nella scatola ci sia un mattone. Magari, Baldini, Tremonti mi ha detto che il mattone è il miglior investimento. Certo. Arrivederci, ciao. Giorgio Faletti con noi. Giorgio, ma non ti viene voglia di fare un bel programma in radio, tu che c'hai sta cultura? Ma devo dire, sul fatto che io abbia una cultura. Ce l'hai. Cosa legge Faletti? Faletti scrive, ma Faletti cosa legge? Che io mi ho proprio messo all'angolo fegato cuore. Leggo un po' di tutto, detersivi, anche scatole di detersivi. Io già pensavo fosse uno scrittore. Detersivi. Il famoso detersivi, fa scherzo. Leggo un po' di tutto, leggo cose che soprattutto leggo in questo momento dei trattati, mi informo mi documento per i libri che scrivo. Che scrivi, no? Adesso in questo momento sto scrivendo un libro nuovo che ha a che fare con la guerra del Vietnam, per cui mi sto rivedendo tutto quanto. Fare lo scrittore è faticoso. Dillo a me. Io ho dovuto perdere tutti sti miliardi per scrivere un libro sul gioco. Sti cazzi. Hai capito, Baldini? Ha fatto tutto apposta, Sì, tutto ma apposta. Ora, grazie a Dio, tutto è finito, ora è sereno, tranquillo. Cosa voglio Non so se avete notato, il pubblico non ha riso, ma gli autori e tutti noi abbiamo riso. È stata la battuta più bella della puntata. Baldini ha smesso di giocare. No. Quello sì. Sembravamo il trio delle Iene. Vabbè, ma ritorniamo a Faletti. Faletti, no, dicevo, cosa, a parte lo studio, però, per dilettarti. Ma guarda, in questo momento sto leggendo i tuoi amici Connelly, tutti questi. Sto leggendo l'ultimo libro di Stephen King, che fa parte dei miei miti giovanili. Anche questo ultimo libro, i racconti di questo ultimo libro, mi sono preso un po' una vacanza. Come finisce? Raccontaci come finisce. Stephen King, immagini finito da solo. Sto scherzando. Alla quarta pagina. Allora, l'anno prossimo lo finirai perché. Sì, quelli.
Io sai, i libri non ce la fa, quando li vedo. Questo devo dire, questo non è grossissimo. Ma poi sono tutti piccoli, sono racconti. Lui va a peso sui libri. Sì, io vado a peso. Sì, è così. Io Guerra e Pace per adesso ho fatto. La guerra è finita. Adesso la pace, vedremo. Mi devo leggere ancora la pace. Ma questo non è. Quante pagine sono? Vediamo. 370. Mamma mia. Ma come si fa a scrivere 370 pagine di cose, di parole una dietro l'altra? Incredibile. Scrivi la notte? Tu sei quelli notturni? Ascolta, avete presente le stronzate che dice voi due? E io le scrivo. Così? Cioè, voi le dite, io le scrivo. No, ma queste non sono mica stronzate come quelle che diciamo noi. C'hanno trame anche. Guarda, qui c'è una lettrice tua che io vorrei darle il microfono, se in 30 secondi però, Dodo. Si chiama Dodo, ma è una donna. No, Dodo in 30 secondi legge l'Iliade, perché parla a una velocità. È incredibile, perché lei guarda tutti i film che sono usciti in questo momento al cinema, li ha visti tutti, tutti i libri che sono usciti. Hai letto l'ultimo di De Carlo? Certo. L'ho detto a casa, il primo che mi è venuto. Hai letto Pochi inutili nascondigli di Giorgio Faletti? Stanotte. In una notte? Tutto in una notte? Ti sei drogata? Ma veramente? L'hai letto da che ora a che ora? Ho iniziato presto perché nel pomeriggio ho saputo ieri che era uscita, me ne ero perso in libreria. Quindi... L'hai preso ieri sera? Sì. Hai salutato tuo marito? Sì, non c'è. Non c'è, apposta. Vabbè, ho drogato mia figlia e poi. E allora, signori, ecco la nostra Dodo ci dice che. Dunque, per quanto riguarda i precedenti vorrei fare una premessa. Per il primo io sono stata assolutamente affascinata, quindi l'ho letto velocissimamente. Il secondo mi ha intrigato dopo le prime 100 pagine. Il terzo, diciamo, un po' rallentato l'interesse. Questo è stato proprio una ripresa vigorosa della passione, anche perché è un libro unico ma contenente 7 racconti che sono tutti indipendenti l'uno dall'altro e quindi è come se fosse stato scritto da uno scrittore nuovo, e io credo che abbia anche a che fare con quello che è accaduto a Giorgio personalmente, e quindi secondo me è un libro che va assolutamente comprato. Con 17,90 €, faccio lo spot ci sono 7 libri che valgono la pena di essere letti. Signori, e Giorgio te la puoi portare dietro ovunque tu vada, Dodo deve stare con te. Tu ti senti, hai fatto un libro? Scusi, parla lei per me. No, vabbè, che devi dire? Che vuoi aggiungere qualcosa? No, devo dire, la prossima volta invece di leggere tutto il libro in una notte mi chiami alla stessa ora, viene da me. Esatto. E io glielo racconto. Complimenti, comunque veramente una disamina. Poi c'è una cosa da dire e tengo a puntualizzarlo perché mi fa molto piacere. Lei ha espresso una sua personale classifica. Nel mio blog, cioè io ricevo un centinaio di lettere di lettori alla settimana, non c'è la classifica per ognuno è diversa, il che vuol dire che a secondo dell'approccio che uno ha con la letteratura, con questa letteratura di genere, ha stilato una sua personale classifica, chi preferisce il terzo, chi il secondo, e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che ognuno nella sua direzione sono libri che hanno una certa valenza. Adesso sta arrivando il quinto, a quanto ci ha detto già sono figli, questi sono figli, sono piezzecore. Giorgio Faletti. Aspetta, abbiamo quasi finito, ma non abbiamo parlato del Faletti attore, ma questo sembra che tu lo faccia proprio per rilassarti. No, non è che io lo faccio per rilassarmi. Tanto poi hai fatto Carogna pure. Hai fatto Carogna. È stata notte prima degli esami, quel Carogna lì. Ho fatto una cosa. Hai fatto ancora un film, c'hai? No, ho fatto una cosina piccolissima nell'ultimo film di Tornatore, che quando mi ha chiamato Tornatore avevo il cellulare in mano, sai quando schiacci la saponetta? Ha fatto è partito. Ha detto sono l'assistente di Tornatore, ci chiedevamo se lei volesse fare una cosa. Quanto è durato il cameo? Perché sono tutti cameo. Sono tutti camei, sono 2 pose, una l'ho fatta, l'altra dovrò farla in futuro. Ma è vero questa cosa che come si dice che Tornatore sia abbastanza maniaco un po'? Duro? Prima di tutto è una persona straordinaria sul set, perché qualunque attore si sente un grande attore lavorando con lui. Poi mi hanno fatto una cosa, mi hanno trasformato fisicamente. Sì, mi hanno messo i capelli. Ma dai, con una parruccia mi hanno fatto, sembrava, sai che con un occhialino mi ha tagliato la barba,
con le dovute cautele, però aveva un look che somigliava molto a Kevin Costner in JFK. Sai che alla fine ho detto, ma non li posso tenere i capelli? Ha fatto un lavoro che era una cosa fantastica. Quindi ti vedremo anche in Baria, si chiama. In Baria, sì. E questa, poi per il resto devo dire che fare il cinema mi piace. In questo momento, cioè, non ho proposte. Ma arrivano. No, ma in questo momento non ho proposte, però sai com'è? Non è neanche un gran male, perché dato che sto scrivendo un romanzo, magari ti arriva una proposta di qualcuno, devi smettere. Il solito Scorsese, capito? Il solito Coppola, e allora un po' ti distraggono. Non si sopportano più questi? Io non ce la faccio più con Coppola tutti i giorni. È vero, io Coppola, sta gran Coppola, non posso venire. Per favore. Allora, abbiamo concluso. Noi abbiamo il nostro Coppola che sta in America, ma sono da 3 giorni che proviamo. Purtroppo gli orari non corrispondono. A quest'ora sono le 9 di mattino, niente da fare. Quello dorme alle 9, perché volevo solo ringraziarlo del cactus che mi ha mandato con le palle sotto, solo quello, mica volevo fare altro. Allora abbiamo da ricordare una cosa molto importante. Volevo dirvi che il nostro CD, perché tu fai i libri, noi facciamo CD. Importanti. Dei CD che chi ha preso il nostro CD? Uno solo. Due. La verità. 3, 4, 5, 6, 7. Veramente? No. Chi l'ha scaricato? La signora che c'era la mano così pensava. Guarda, chi ladro, laggiù uno, 2, 3 l'hanno scaricato. Allora, quelli che l'hanno scaricato mettetevi da parte che dopo vi dobbiamo parlare. Sì, un attimo. A parte che poi gli diamo una scarica di mazzotte, gli diamo. E allora, volevo dire, già la percentuale è molto alta, 7 CD. Ascolta, 7 CD. Io ho fatto dei dischi, nella mia vita ho registrato in proprio 5 album, ne ho fatti più di quanti ne ho venduti. E mi sono reso conto non solo che facevo pure fatica a regalarli. Addirittura. Pensa a comprarli. A Natale mi dice, ti regalo il mio disco, non potevi una sciarpa come tutti gli altri. E noi però sta andando molto bene. Vi dico solo una cosa, siamo già primi in classifica nelle compilation. Già qualcosa, dai. Siamo già primi nelle compilation. Alla faccia abbiamo superato Amici di Maria De Filippi. X-Factor? Non c'ha la compilation. Non ce l'ha. Non ce l'ha. X-Factor sembra una ditta di cosmetici. È vero, perché c'è una Factor, c'era qualcosa. Altra cosa molto importante. E allora dicevo, continuate amici a darci queste soddisfazioni. Il disco si trova anche negli autogrill, mi dicono, anzi soprattutto negli autogrill, quindi perché l'autogrill è meglio, lo prendi, lo metti in macchina con tutte le gallerie che abbiamo nelle nostre autostrade, lo puoi sentire benissimo. Grazie. Dicevi, Baldo? Importante, domani 22 maggio dalle 18:30 avrà luogo la prima edizione di Planeta for Life. Cos'è? In contemporanea in 10 città d'Italia si svolgerà una speciale happy hour, sai, l'aperitivo? Certo. Allora verranno serviti dei calici di vino Planeta al costo di sole €3 e il ricavato andrà interamente devoluto al progetto Dream della comunità di Sant'Egidio. Dunque cercate questi happy hour. Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, dappertutto. Attento che devi dire una cosa, Giorgio. Ho sentito una notizia poco fa alla radio che Sarkozy vuole vietare l'happy hour in Francia. Ma dai? Sì, perché sembra che questi trincano troppo, c'è una propensione all'alcolismo, penso che... Gli happy hour, quello delle 7 sarebbe, alle 7 c'è un po'... Si strafogano tutti. Alle 7, una volta era di notte, adesso prima... Tu hai fatto mai un happy hour? Ci sono caduto dentro, sai quante volte? Io no, grazie a Dio, l'happy hour no. Auguri ad Angelo Pintus che fa gli anni. Il nostro Donadoni, che la mattina va in onda alle 7 insieme alla Stefania. Alle 7. Chiamiamo gli spostati, pronto? Sì. Ciao. Eccoli, i nostri vicini di... Voi avete già avuto Giorgio, vero? No. Al telefono. Al telefono sì, però ospite fisicamente no. L'avevamo richiesto, ci ha detto c'è il mal di schiena. Detto? Aveva mal di schiena. Guarda, sono praticamente uscito. Fiorello va in giro con l'avvocato, io vado in giro col chiropratico. Però ci terrei molto a venire e di conseguenza, come dicono gli americani, stay in touch. Keep in touch. Stiamo in contatto. Scusate, mi ha colpito un'agenzia uscita in questo momento. Tremonti conferma Napoli, Tremonti conferma la detassazione degli straordinari. I napoletani chiedono: ma cosa sono questi straordinari? Voi chi ci avete come ospite? Abbiamo Ilaria D'Amico. Ilariona, come stai? Ciao. Tutto bene? Ammazza, benissimo. Ma sei lì in carne ed ossa?
tanta carne e tanta ossa. Spostati? Come siete messi lì? Siamo contenti. Guarda. Sei in copertina, Ilaria, da qualche parte ho visto. Dov'è? TV Sorrisi. Sorrisi e canzoni insieme con Raikkonen e Massa. Perché sono una grande esperta di Formula 1, io notoriamente. Non di calcio? No, assolutamente no. Senti, dici qualcosa che non sappiamo, ti prego. Appena fanno un gran premio a Formosa dovresti andare. Questo era Giorgio. Io mi ricordo che questa tu l'hai tirata fuori nel 44, questa battuta. No, l'ho ereditata da tuo nonno? Da mio nonno. No, Ilaria, ti dico solo una parola, Mourinho. Mourinho. È un giochetto, si gioca a Mourinho. È un giochetto per fiore. Sì, abbiamo capito, Mourinho allenatore dell'Inter, ma è sicuro? Ma no, io non ho detto niente. Vabbè, però lei è molto dentro l'affaire. Cosa sì, vabbè, Mourinho. Ha detto una cosa. Sì, ho capito. Neapoli. Va bene, Ilaria, tu che ne pensi di questa convocazione di Cassano? È bellissimo, è meraviglioso. È vero? Sei contenta anche tu? Sì, sono molto contenta. Tu? Voi? Io qui molto contento. Tutti? E per Inzaghi? Perfetto, meraviglioso. Come che sei rimasta a casa perché ha detto che voleva andare in vacanza, l'ha detto in diretta. Va bene. Allora ti lascio a quei due, e basta. Quindi dopo di noi vi spostate con Ilaria Nemico. Ciao Maria, ciao spostati. E noi finiamo grazie a Giorgio Faletti, Enrico Cremonesi, l'orchestra, gli autori, la redazione, Marina Mancini, il nostro avvocato Marco Baldini, Fiorello, la nostra piccola amica che si chiama Giulia. Giulia, i nostri amici di Montresor, delle cantine Montresor, e poi il nostro amico Gianni Minà, che dobbiamo ricordare, che c'ha il concerto. Gianni Minà, Augusto Enriquez e Sumambo Band, l'11 giugno al Cavea Auditorium di Roma. No, è stato fuori che Gianni Minà è venuto e ha detto Rosario, i biglietti vanno a rilento, bisogna che tu lo ricordi. Se no Augusto Enrique arriva qui, non mi trovo nessuno, mi fa un culo così. Alla Cavea Auditorium Roma dall'8 al 14 giugno. A parte gli scherzi, è una cosa festa, che forse non hanno capito bene. Cioè, Augusto Enrique non è il primo è una che band passa, proprio. Ha una band pazzesca, fa il mambo come nel mondo, solo lui sa farlo. Quindi Augusto Enrique all'Auditorium, chi è di Roma o chi verrà in vacanza a Roma. E si può anche ballare, c'è sotto, c'è la pista da ballo. C'è una parte per il pubblico che vuole stare seduto e vede il concerto, la parte quella sotto invece è per ballare. Il DJ sarà sotto insieme ad Augusto, sarò proprio io. Sarò un Minà. Ecco, questo è Augusto Enrique. Ripetiamo la data, quando è? Allora, dall'8 al 14 giugno Una vita da cronista, più il concerto invece di Augusto Enriquez l'11 giugno. L'11 giugno, prenotatevi per l'11 giugno, Auditorium che i posti di Roma, sono 3.000, poi non ce ne sono più, quindi più siete meglio è. Vai Minà! Vai Minà! Chiudiamo con Augusto, vai! Hey! Mambo italiano, hey mambo, with the fish and baccarat. Hey!